Francesca Martelli, Giuseppe Conte. Sì, eccoci. Grazie per essere con noi. Sì, buongiorno Monica, ci siamo spostati a Porta Genova, che è una stazione di Milano, se la possiamo un attimo far vedere, perché Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in realtà è appena sceso da un treno, ha fatto un tour con i pendolari, immagino per sondare un po' il livello dei trasporti lombardi. Siamo in campagna elettorale perché ci sono le elezioni regionali e anche qui, però in studio parlavate del caso Cospito. Allora, come dicevano altri esponenti dell'opposizione, anche voi continuate a chiedere le dimissioni di Donzelli e Del Mastro? Noi abbiamo subito presentato, siamo stati i primi a presentare, si chiama mozione di censura per le dimissioni di Del Mastro, abbiamo chiesto anche le dimissioni di Donzelli e l'ho detto da subito e lo confermiamo. Sono due esponenti di maggioranza che hanno incarichi istituzionali. Del Mastro è venuto meno ai doveri d'ufficio perché ha acquisito informazioni riservate, anche se non segrete, che non poteva evidentemente divulgare, e certo il fatto di averle riferite al collega di partito Donzelli, coinquilino per scopi di lotta politica, perché fossero usati per attaccare una forza di opposizione, lo rende inadeguato a rimanere in quel ruolo. Donzelli idem, vicepresidente. Prego. Le voglio fare una domanda, c'è la mozione di censura del Movimento 5 Stelle, c'è anche una richiesta di dimissioni del Partito Democratico, sia per Del Mastro che mozione di censura anche del Partito Democratico. Firmerete anche la mozione del Partito Democratico? Guardi, siamo convergenti su questo, quindi ci ritroveremo senz'altro insieme a insistere nel richiedere le dimissioni, assolutamente. Vai, continua Francesca, scusate un attimo. Vai. Sì, allora, c'è un'altra notizia insomma, che ha incuriosito il Presidente Conte, ma forse diciamo, c'è una precisazione e una smentita proprio in questi minuti, quindi dobbiamo verificare. Però c'è questa proposta di cui parlavate anche in studio del sottosegretario Fazzolari di istituire corsi nelle scuole di tiro a segno. Fazzolari adesso sta... Francesca, ti fermo perché c'è una nota di Fazzolari che ha come dire, smentito l'articolo della stampa, smentita. Per cui... Fazzolari ha semplicemente... Vi chiedo scusa, ma eravamo in macchina e quindi ci siamo persi, quindi insomma è felice di questa smentita, insomma, perché era preoccupato, mi diceva Conte. Ma allora, posso permettermi su questo punto una riflessione? Vai. Allora, c'era un virgolettato per cui Fazzolari aveva dichiarato io mi diverto e mi diletto con le armi e auspicava anche che ci fossero poligoni di tiro a scuola per addestrare i nostri giovani, i nostri studenti. Adesso c'è la smentita, quindi attenzione, se mi fate terminare, grazie. Ridicolo infondato, dice Fazzolari a proposito di questo articolo. Dottoressa Giannotti, se posso parlare io intervengo. Se posso completare un discorso, grazie. Vengo informato in tempo reale di una smentita. Però attenzione, già durante la campagna elettorale io mi ero allertato perché in Polonia gli amici e la stessa famiglia politica ha fatto una proposta formale in questa direzione. Ora noi abbiamo Crosetto che sta spingendo per le armi, per gli investimenti militari e vuole che siano scorporati al patto di stabilità. Per quanto riguarda la caccia hanno introdotto la possibilità di cacciare gli animali anche negli spazi urbani. Ora c'è questo, l'amore per le armi, insomma, mi sembra abbastanza evidente. Io dico, al di là adesso della scuola, noi come Movimento 5 Stelle abbiamo adottato un'iniziativa. Invitiamo Fratelli d'Italia a ravvedersi e aderire alla nostra iniziativa. Abbiamo stanziato con le restituzioni dei parlamentari 1 milione di euro da destinare alle scuole per dotazioni informatiche. È partito un appello pubblico, hanno risposto tantissime scuole, destineremo 1 milione dei risparmi dei parlamentari per le dotazioni informatiche alle scuole. Le scuole hanno bisogno di dotazioni informatiche, laboratori,
palestre attrezzate, lavoriamo in questa direzione. Allora, qui eccita gli animi e non produce consenso. Collegato qui da Milano, non riesco a seguire il dibattito. lo so, è Comunque posso dire una cosa? Siamo in condizioni, purtroppo, eccetera. lo so bene, Se purtroppo posso, qual è la difficoltà. Però l'evoluzione se mi di consente di dai parlare, banchi se a poi devo rotelle va a ascoltare, non so adozioni neppure chi c'è in informatiche, studio in secondo me questo è un momento. ravvedimento. Le voglio fare una Peraltro, domanda, Presidente. non so chi sta parlando, mi permetta solo di dire perché non hanno il che ritorno quando video parla loro. di mendaggio sistematico si rivolga a qualcun altro, non so chi ha parlato in questi termini. Io sto dicendo semplicemente, esatto, sto dicendo semplicemente non si permettesse di rivolgersi a me in questo modo. Mendaggio sistematico lo dica a qualcun altro, Allora, lo dica ai suoi colleghi di partito. Non è mia abitudine dire stupidaggini. Va bene? Quindi pregherei che non si rivolga a me in questo modo. Detto questo, io sto dicendo, scusi dottoressa, replico a quello che ho ascoltato che è inaccettabile. Dico semplicemente questo. Sto parlando di cose concrete. Se ho preso atto di una smentita che mi avete riferito, bene, le scuole hanno bisogno di palestre attrezzate, investimenti in laboratori digitali, informatici, in attrezzature informatiche, e noi lo stiamo facendo concretamente anche come forza politica con i risparmi dei parlamentari. Ho detto e invitato le altre forze politiche a unirsi in questo percorso, giusto? Per quanto riguarda lo scorporo delle spese militari, per noi è importante scorporare dal patto di stabilità gli investimenti in tecnologia verde, gli investimenti in massicci investimenti per quanto riguarda la transizione ecologica, è quello che serve per migliorare la qualità di vita dei cittadini, non le spese militari. Senta Presidente, l'ultima domanda a proposito del voto per le regionali, sto parlando del voto in Lazio, darà delle indicazioni sul voto disgiunto? Glielo chiedo sulla scorta di una lettera a lei oggi indirizzata a firma di Antonio Padellaro. Assolutamente sono favorevole al voto disgiunto, dico a tutti gli elettori del PD di votare noi, la nostra candidata, assolutamente favorevole a sostenere la nostra candidata Donatella Bianchi, perché una cosa è certa, abbiamo trovato la migliore interprete per un fronte progressista, 2 volte presidente del WWF, una giornalista che ha dedicato la vita a fare informazione per una migliore tutela ambientale, per la protezione della biodiversità, molto sensibile all'agenda sociale progressista. E agli elettori del Movimento 5 Stelle indicazioni sul voto per il voto disgiunto? Il voto disgiunto noi non abbiamo ragione di proporlo. Lo stiamo proponendo agli elettori del PD. Lei lo propone solo in un senso. Invece al volo, Monica, se posso, cosa risponde alla proposta di Calenda di salario minimo? Siete favorevoli? Farete qualcosa insieme voi dell'opposizione? Scusi, ma mi potete fare la domanda, fate la domanda a me se siamo favorevoli al salario minimo proposto da Calenda? Ma cos'è? Siamo su Scherzi a parte? È favorevole alla proposta di Calenda che ha detto di essere favorevole a questa proposta. Ma vogliamo dare un dialogo tra le opposizioni? No, scusi, no, abbiate pazienza, almeno su questo diamo un'informazione corretta. Il Movimento 5 Stelle da anni, dalla scorsa legislatura, ha presentato per primi una proposta di salario minimo legale. Calenda stamattina si è svegliato, venga a sottoscrivere, sottoscritto dal primo giorno di questa legislatura, primo giorno in cui sono stato eletto deputato, ho ripresentato la proposta di legge, Calenda la sottoscrive e la voti. Allora, grazie Presidente Conte, grazie a Francesca Martelli, adesso vi faccio replicare. Sono molto lieto di questo collegamento. Bene, grazie. Buona giornata.